buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andremo tra poco sulla Castellana a Fonte perché c'è stato un incidente con un camion che ha centrato un'abitazione. Ci collegheremo tra poco con Sharon Di Carlo. Intanto vediamo l'ennesima tragedia sulla strada, uno scontro frontale tra due auto. È morto Lucio Buso di 59 anni, la comunità di Quarto d'Altino dove risiedeva la vittima. È sotto shock il servizio di Daniela Sizzia. Le lamiere contorte delle auto, il boato dopo uno schianto che ha squarciato il silenzio. L'ennesima vittima della strada. Si tratta di Lucio Buso, 59 anni, residente a Quarto d'Altino. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 19:30 in località Trepalade. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma da una prima ricostruzione in prossimità di una curva una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a sbattere violentemente contro la macchina che proveniva da senso opposto. Nulla da fare per il 59enne morto per le gravi ferite riportate. Ferito anche l'automobilista dell'altra vettura, stabilizzato sul posto dagli uomini del SUEM 118 e portato all'ospedale all'Angelo di Mestre. L'uomo, 38 anni, è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Andremo in diretta tra pochissimo con Fonte per il grave incidente, un camion contro un'abitazione, ma intanto andiamo avanti con un'altra vicenda che sta scatenando delle polemiche. La docente della scuola superiore di H-Pharma a Roncade è nella bufera dopo una storia su Instagram, dopo aver postato su Instagram la scritta "Andate all'inferno, Hitler aveva ragione, su di voi ebrei", post immediatamente rimosso. La docente nata in Libano ha ammesso la pubblicazione di aver pubblicato questo post ai dirigenti scolastici, ha detto la verità sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. A scoprire il video sarebbe stata una studentessa che lo ha salvato sul proprio cellulare e lo ha mostrato ai genitori. Da qui lo screenshot si è propagato via chat tra le famiglie degli altri studenti. L'insegnante ora rischia un provvedimento disciplinare. Intanto avete visto immagini dalla striscia di Gaza dove continuano i combattimenti proprio porta a porta, potremmo dire, con l'esercito israeliano che tenta di distruggere i tunnel di Hamas. Ne ha già distrutti parecchi, ma è una rete di 500 chilometri. Andiamo a Castelfranco Veneto per il degrado. C'è un patto con la Fondazione Morello per salvare Piazza Giorgione. Sentiamo subito in diretta Cristian Arboi. Aveva dei problemi di... È esattamente così, direttore. Buongiorno anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo nel cuore di Castelfranco, qui a pochi passi c'è Piazza Giorgione, il salotto buono della città, però qui cambia l'atmosfera, siamo in un'area particolarmente degradata, lo vedete, la zona del mercatino della Caritas, a poco distante c'è anche la sede della Lega. Questo è l'immobile di proprietà della Fondazione Morello, fondazione che vorrebbe valorizzare tutta quest'area, ma andiamo per gradi, perché questa è una delle zone più degradate di Castelfranco Veneto e ci sono stati anche episodi molto recenti. Qui con me c'è Giorgio Zacco, gioielliere, la sua gioielleria è qui a pochi metri e lei continua a vedere scene molto strane e inquietanti, anche ieri sera. Sì, anche ieri sera stazionano dei ragazzini, poi più o meno spacciano, c'è un giro sì, adesso io non è che vado a controllare, però sicuramente non è un ambiente bello e la gente devia da questa parte. Poi, se devono entrare in galleria preferiscono girare al largo perché per evitare di avere incontri poco piacevoli. Questo soprattutto quindi nelle ore serali? Alla sera, sì. La zona non è illuminata? Non è illuminata, come vedete c'è un degrado assoluto, non c'è nessuno che viene a controllare la sera, non ci sono vigili, non ci sono carabinieri, qui fanno quello che vogliono. Quindi baby spacciatori sostanzialmente anche, baby gang? Sì. Penso di sì. Io sinceramente se avessi dei bambini non passerei di qua la sera perché è completamente buio. Ho chiamato il comune per far mettere 2 lampade
che sono del comune, sono venuti a vedere, ma se venite stasera è completamente buio ancora. Penso che mettere 2 lampadine in un ambiente così sarebbe già qualcosa di positivo, ma poi evidentemente non c'è, non lo so, non c'è la volontà di farlo. Grazie Zacco. Ci ha raggiunto anche Eric, che è titolare di un bar, del bar qui. Il bar qua a fianco, che è il Caffè Sonia. Io sono Eric. Sì, devo confermare quello che ha detto il signor Zacco, che effettivamente molte volte stazionano appunto ragazzi, soprattutto la sera. Effettivamente qua purtroppo, come si vede sul giardino, è un po' abbandonato a se stesso. Noi addirittura avevamo proposto per fare un piccolo plateatico, vedete che abbiamo stazionato anche 2 ombrelloni, anche di un certo costo. Abbiamo fatto delle proposte al comune, abbiamo mandato via PEC, abbiamo fatto anche tutta una richiesta tramite ingegnere, ho anche partecipato a dei costi non da poco e purtroppo la richiesta è stata appunto non approvata e non è neanche stata data una motivazione a mio avviso molto valida. In teoria per l'anno prossimo hanno detto che si potrebbe fare anche qualcosa. Detto questo, infatti io sono molto come dire, scombussolato, perché a volte viene anche un barbone abbastanza noto qua, viene a fare anche i suoi bisogni e tutto quanto, e effettivamente, come diceva il signor Zacco, non è molto decorativo, soprattutto magari se deve passare un genitore con un bambino e si vedono queste scene secondo me poco gradevoli. Ogni tanto noi appunto, soprattutto la fondazione, si occupa per tagliare l'erba e tutto, si occupa appunto del mantenimento del giardino. Naturalmente comunque questo ha un costo e poi quando vediamo l'erba tagliata ci rendiamo conto che a volte ci sono siringhe, insomma, si vede comunque che qua qualcuno abusa di stupefacenti. Insomma, sono scoperte davvero poco piacevoli, e qui veniamo a un volto che conoscete tutti, quello di Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, ma in questo caso nelle vesti di presidente della Fondazione Morello, che ha la proprietà di tutto questo immobile. Fondazione Morello che vorrebbe valorizzare quest'area. Assolutamente sì, questo è un nodo fermo da 22 anni a Castelfranco Veneto. Abbiamo portato la volumetria proprio recentemente in commissione urbanistica e c'è una discussione dialettica sostenuta nella politica locale. Noi non abbiamo più i tempi della politica. Se voi osservate, il piano superiore non è più agibile, qui ospitiamo la Caritas e, come diceva lei, la sede della Lega, ma che ci ha chiesto come la parte principale qui frontale. Però quello che sta succedendo è che questo rischia di diventare il luogo in cui la gente fa cose che non vanno bene per questo territorio, e quindi noi dobbiamo assolutamente avere l'approvazione di questo piano. Ci facciamo carico noi del disagio di questa zona qua, i soldi li sosteniamo noi, non è questo il tema, però deliberate, questo è quello che vogliamo dire alla politica locale. Quindi voi state chiedendo di fatto al Consiglio Comunale, al Comune di Castelfranco, di approvare una variante per consentire una valorizzazione dell'area. Quello che noi chiediamo è l'approvazione della ripartizione delle volumetrie. C'è già un accordo trasversale con i confinanti, quindi problematiche particolari non ce ne sono. Quello che si sta discutendo è un tentativo di far passare questo come una speculazione edilizia. Guardi, io clinicamente sono allergico al cemento, nel senso che mi ricoverano se io respiro il cemento, perciò pietra e cemento per me non fanno assolutamente la differenza. Quello che a me interessa è che qua io non vedo ragazzi di 15, 14, 12 anni che fanno cose che non vanno bene. Noi lì di sopra formiamo 90 studenti e li teniamo lontani dalla piazza che potrebbe avere delle devianze. Dateci la possibilità di fare questo intervento immobiliare, di sistemare questa zona. Intervento che tra l'altro, e qui ci avviamo a conclusione, direttore, anche per sistemare i bilanci della Fondazione Morello. I bilanci della Fondazione per tempo sono oggi in difficoltà. Noi abbiamo l'ultimatum: o riusciamo a chiudere questa operazione immobiliare, e attenzione, dico a chi ha attribuito responsabilità alla Fondazione di aumentare le volumetrie in metri cubi, noi abbiamo rinunciato a 2500 metri cubi perché i metri cubi non ci interessano. A noi quello che interessa è che questa zona diventi una zona dove la gente e le famiglie possono tornare a camminare e non, come dicevano le persone qui presenti, fanno i giri dalle altre parti. Grazie Casteller, messaggio forte. È chiaro che immagino Eric e il signor Giorgio si sentano in qualche modo di sostenere. Assolutamente sì, nel senso che la riqualificazione di questo posto comunque porterebbe sicuramente
a un flusso di persone più gradevoli ed eliminare o perlomeno spostare persone meno gradevoli qui, insomma. Grazie Eric, grazie Giorgio Zacco, grazie Mirko Casteller. Da Castelfranco, da Piazza Giorgione è tutto. Con Simone Merlo, direttore, ti restituisco la linea. Stiamo sul versante del degrado che riguarda quasi tutte le città del Veneto, in particolare Mestre, dove sono state addirittura rimosse delle panchine per evitare che ci dormano sopra dei clochard e che si formino dei bivacchi. Andiamo a vedere le novità con il servizio di Ilaria Marchiori. Questo è quello che rimane dopo la rimozione delle panchine da parte dell'amministrazione qui in Corso del Popolo. Molti residenti che si dicono soddisfatti, ma altrettanti invece non sono d'accordo con questa decisione. Proprio ieri ai nostri microfoni un commerciante soddisfatto dell'operazione aveva commentato così. Magari manca la panchina e qualche persona anziana magari ne aveva bisogno. La persona anziana ha il badante o la badante e ha la sua carrozzina. Ma non tutti gli anziani hanno la carrozzina e il badante, sono anche persone che fanno fatica a camminare, che si stancano, anche allora gente devono giovane. restare a casa allora, se si stancano. C'è chi invece pensa che questa soluzione possa essere tutt'altro che efficace. Non è pensabile che chi ha più difficoltà, chi è più anziano, chi è malato, venga lasciato solo, venga lasciato indietro e la soluzione sia se ne resti a casa propria, anche perché non è creando il deserto nelle città che eliminiamo le problematiche di degrado e di sicurezza, anche perché piani orizzontali ce ne sono rimasti i residui della panchina, sono rimaste le aiuole, sono rimasti i marciapiedi. Cosa vogliamo fare? Vogliamo radere tutto al suolo così le persone sono obbligate a stare in piedi? Non credo che sia questo il modo giusto di affrontare. Ma questo, secondo quanto riferito dall'assessore comunale ai lavori pubblici Zaccariotto, sarebbe un intervento di decoro urbano più che di lotta al degrado. Le panchine, ha detto, erano marce pericolose alla seduta. L'appello all'amministrazione è dunque questo. Le persone che hanno problemi di etilismo, le persone senza tetto non si mettono a dormire sulle panchine, si mettono a dormire sotto i portici, davanti ai portoni dei palazzi, e più di qualche volta io e i miei colleghi, altre persone che conoscono, abbiamo chiesto l'intervento delle ambulanze, della polizia locale, quindi dovremo pensare a come evitare che queste persone siano costrette a dormire sotto i portici, piuttosto che a pensare come evitare che queste persone in situazioni di difficoltà siano costrette poi a posizionarsi su una panchina o a distendervi sopra. Stiamo a Mestre per la tragedia del bus precipitato dalla cavalcavia. Oggi ci sarà il secondo sopralluogo del super perito. Andiamo subito in diretta da Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Alle mie spalle c'è proprio Corso del Popolo e poi a poche centinaia di metri il cavalcavia dove il 3 di ottobre si è consumata la strage nella quale hanno perso la vita 21 persone e altre 15 sono rimaste ferite. Si tratta per l'appunto del secondo sopralluogo che avviene sul cavalcavia. Il primo era stato il 25 di ottobre, anche in questo caso ci sarà il dirigente del Ministero dei Trasporti, l'ingegner Placido Migliorino, che è il super perito nominato dalla Procura di Venezia per avere il quadro esatto di quello che è lo stato di salute di questa arteria importantissima nella viabilità veneziana. Si è parlato molto del cavalcavia, ma non c'è solo il cavalcavia da controllare, c'è da controllare anche lo stato dell'asfalto in quel tratto di strada e per quello che riguarda il cavalcavia e soprattutto anche tutte le misure del guardrail e anche quella che è la normativa attuale. Come abbiamo detto più volte, questo cavalcavia non viene toccato dal 1967, oggi tutti questi guardrail sarebbero fuori legge, però per la legge italiana, fino a che non avviene un intervento di restauro, che come detto manca da 50 anni, possono continuare a rimanere. C'è poi un secondo tempo, anzi ci sono altre due parti di questa indagine molto importante. La seconda riguarda l'autobus, deve essere estratta
nota ancora la cosiddetta scatola nera, vale a dire l'hard disk che contiene le registrazioni delle telecamere che si trovavano sull'autobus che hanno ripreso il momento dell'incidente. Questo hard disk è molto danneggiato, per cui la sua estrazione dovrà avvenire con particolare cura per evitare che ci siano ulteriori danni. C'è poi il terzo filone che invece riguarda l'autista dell'autobus, Alberto Rizzotto, il 40enne dipendente della linea, che è morto anche lui nel corso dell'incidente. È stata effettuata l'autopsia che non ha rivelato particolari problemi di salute, però ultimamente ci si sta focalizzando anche sui pregressi. Sono uscite delle voci, peraltro smentite dai legali della famiglia, su dei suoi problemi di tachicardia. Insomma, per vederci chiaro, la Procura di Venezia ha incaricato Cristina Basso, che è una cardiologa dell'Università di Padova, di sezionare nuovamente il cuore dell'autista per concentrarsi sui vasi coronarici e sul tessuto miocardico. Tra l'altro Cristina Basso aveva lavorato sul caso della morte improvvisa del calciatore Pier Mario Morosini, così come il superperito Placido Migliorino aveva lavorato sul crollo del Ponte Morandi a Genova. L'arrivo del superperito è previsto per le 13, tra poco sarà chiusa la strada, per cui io nel frattempo ti restituirei la linea, direttore, magari ci sentiamo dopo. Avremo altri collegamenti più avanti con Padova, perché è arrivato Vittorio Sgarbi ancora per la questione della gatta melata. Sentiremo più tardi in diretta Valentina Visentin e ovviamente ancora siamo in attesa di collegarci con Fonte, dove un camion si è schiantato contro un'abitazione. Restiamo sulla cronaca e vediamo un servizio che riguarda un prete molestatore, un servizio che arriva in questo caso da Padova, il servizio è di Chiara Gaiani. Vediamo. Sta indagando la Procura di Padova sulla denuncia presentata dalla famiglia di un adolescente che vive nell'Alta Padovana. Siamo alla metà di ottobre, quando il ragazzo sedicenne e un amico che stanno camminando insieme per strada vengono avvicinati da un'auto dalla quale scende un anziano sull'ottantina. L'uomo dapprima dice qualche parola, poi si avvicina all'adolescente molestandolo e toccandolo. I due ragazzi reagiscono e scappano. Solo poco dopo riconoscono l'auto dell'anziano parcheggiata vicino alla chiesa del paese e si avvicinano colpendola a calci. Tornato a casa, il sedicenne racconta tutto ai genitori, che sporgono denuncia ai carabinieri. Parte subito l'indagine. Il molestatore viene individuato e riconosciuto. Si tratta di un sacerdote in pensione, indagato dalla Procura di Padova con l'accusa di violenza sessuale. Il prelato, che ha già nominato il suo difensore, verrà sentito dal PM Sergio Dini, titolare dell'inchiesta. Adesso andiamo a un altro caso che riguarda questa volta la pedopornografia, un'operazione che ha portato a provvedimenti anche nei confronti di persone qui in Veneto. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. Oltre un anno di indagini che hanno portato alla luce un sistema criminale che aveva l'obiettivo di adescare giovanissimi, sia per produrre materiale pedopornografico, sia per costringere o convincere le vittime ad atti sessuali, con i due arrestati, un 27enne dell'Ecuador, rider e animatore in un oratorio, e un 39enne italiano incensurato, impiegato in una ditta di autotrasporti. Nella rete dei due sono finiti almeno una decina di minori, identificati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e dai militari della sezione operativa della compagnia Carabinieri di San Donato Milanese, tra le province di Treviso, Monza, Brianza e Milano. L'operazione, coordinata dalla Procura milanese, è scattata dopo la denuncia di una coppia di genitori preoccupati per gli improvvisi cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti del figlio adolescente. Una situazione che ha portato i militari ad ipotizzare che il ragazzo potesse essere vittima di un adescamento sulla rete. Nonostante gli accorgimenti tecnici adottati dai due uomini per nascondersi nel web, le indagini hanno permesso di risalire prima al 27enne ecuadoregno
e successivamente al 39enne trovati in possesso di diverso materiale pedopornografico. È stata poi scoperta una vera e propria rete di abusi nei confronti di numerosi minori tra gli 8 e i 17 anni che in diversi casi venivano adescati facendo credere loro di parlare con coetanei, convincendoli così ad inviare materiale pornografico autoprodotto. I 2 arrestati erano riusciti anche ad incontrare di persona 3 delle giovani vittime, riuscendo a conquistare la loro fiducia consumando con loro rapporti sessuali. Plaude al lavoro delle forze dell'ordine Anna Chiara Sarto di Protection for Kids, Onlus trevigiana che si occupa dei diritti dei minori. Quello scoperto, spiega, purtroppo non è un caso isolato, soprattutto dopo l'avvento dei social. In media 3 sono i video pedopornografici che vengono creati ogni minuto. Più di 500 sono le chat create ogni anno per scambiare materiale pedopornografico. Per l'associazione trevigiana Allarma contro la pedopornografia resta la prevenzione attraverso una corretta educazione digitale. Ci siamo resi conto dell'inconsapevolezza da parte dei giovani anche solo del fatto che, per esempio, detenere per sé materiale pedopornografico sia un reato. Un detenuto della casa circondariale di Verona, Montorio, è stato salvato dalla polizia penitenziaria mentre tentava di togliersi la vita impiccandosi in cella. Lo ha riferito il segretario del sindacato autonomo di polizia Donato Capece. L'episodio si è verificato ieri sera nella 6ª sezione detentiva di Montorio. Solo grazie al tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria, aggiunge Capece, che lo ha soccorso con un immediato massaggio cardiaco e intervento degli infermieri, il detenuto si è ripreso. Contestualmente sono arrivati i soccorsi del 118 e l'uomo attualmente è in ospedale, non si possono escludere danni di tipo cerebrale. Vediamo adesso, torniamo sul fatto gravissimo di Conegliano, una donna scippata, un tentativo di scippo, una persona ha aperto la portiera, ha tentato di sottrarle la borsa, è la cosiddetta scippatrice dei semafori. Vediamo. Ero ferma al semaforo rosso di una via qui adiacente, via Pittoni, e una ragazza mi si è avvicinata, mi ha aperto la porta dell'auto per prendermi la borsa. Sono le 7:50 del mattino in pieno centro a Conegliano quando all'interno dell'abitacolo della sua auto Sandra Modolo si trova faccia a faccia con una ladra che vuole rubarle la borsa. Non è entrata interamente, ma si è avanzato dalla porta, ha preso la borsa, l'ha afferrata, io distinto l'ho afferrata anch'io. Lei mi ha strattonato la borsa 2 volte e io la tenevo duro. A un certo punto mi ha detto mollala, e io ho detto no, la molli tu. E gli ho dato uno strattone un po' più forte, là si è spaventata e è andata via, insomma. E io ho chiuso subito le porte e tutto quanto. Però so che 10 minuti dopo lo ha fatto con un'altra signora, sempre nello stesso posto. Intervengono i carabinieri a supportarli, la polizia locale guidata da Claudio Malamace. A disposizione ci sono le immagini della videosorveglianza, anche se ci sono pochi dubbi che si tratti di una donna quarantenne del posto con precedenti, così come il suo compagno. Resta la capacità di reazione di Sandra, nota per il suo impegno nella tifoseria dell'Imoco. Credo che è stato l'istinto, perché col senno di poi non mi stavo neanche rendendo conto di cosa è successo. Ci ho pensato neanche ore dopo, ci ho pensato la sera, che ho detto Madonna, ma cosa mi è successo stamattina? Mi è successo perché penso che se poteva succedere a una signora magari più anziana, magari a piedi, che potrebbe cadere per terra e farsi male, perché l'importante alla fine non sono i 10 euro, il telefonino, l'importante è che la gente non si faccia male, insomma. Allora, vi dicevo del grave incidente che è accaduto sulla Castellana a Fonte. Andiamo in diretta da Sharon Di Carlo, a te Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Una tragedia sfiorata qui a Fonte in via Castellana, lo vedete dalle immagini che sta raccogliendo Renzo Rigon. Erano le 9 del mattino quando 2 camion si sarebbero incrociati lungo la carreggiata che, come vedete, è molto stretta, siamo su una strada provinciale. Un camion avrebbe invaso la corsia opposta e l'altro mezzo, per schivarlo, sarebbe quindi uscito fuori dalla strada ribaltandosi e schiantandosi contro il recinto di un casolare. In
quel momento, dalle prime indicazioni che ci stanno dando, non ci sarebbe stato nessuno dentro il casolare, ma comunque lo vedete appunto da queste immagini, un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, soprattutto per l'autista del mezzo, che però fortunatamente è riuscito a liberarsi e è uscito dal camion, e quindi noi adesso lo guardiamo da lontano perché è dietro le macchine dei mezzi del Vigili del Fuoco, dopo proviamo a intervistarlo. Comunque nessuna traccia invece al momento dell'altro mezzo che sarebbe scappato dopo l'incidente. Io, direttore, sono anche in compagnia del sindaco Luigi Ceccato. Sindaco, mi raggiunga, venga pure qui con me. Sindaco, siamo in diretta, venga pure. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Questa mattina una chiamata alle 9. No, alle 9 no, verso le 10:15, 10:20. Insomma, una brutta sorpresa. È una sorpresa, sì, però una sorpresa che ho dato anche per scontato che doveva trattarsi di un mezzo pesante, perché non è il primo che esce di strada in questo tratto di strada provinciale che collega lo svincolo dell'autostrada col centro di Onne di Fonte. Infatti non è la prima volta, tanti incidenti su questa strada. Sì, tantissimi incidenti, nell'ultimo anno e mezzo, almeno 5 o 6 insomma. E che bisogna fare per cercare di evitare questi incidenti gravi? Perché abbiamo visto veramente una tragedia sfiorata questa mattina. Noi stiamo chiedendo alla provincia di intervenire quanto prima, nel minor tempo possibile, per un allargamento di tutto il tratto e servire la strada in maniera idonea ed equa. Questa è una strada provinciale che collega la Pedemontana dal nostro svincolo qui che è tra Riese e Carainati e Fonte, e quindi tutto il traffico che va per questo tratto di Pedemontana passa attraverso il centro di Onè. E lì il centro di Onè lo conoscono anche in provincia molto bene, anche lì serve intervenire per allargare, per creare una rotatoria che abbiamo già in progetto e stiamo discutendo con la provincia e con la regione, però la risposta negli ultimi... Sembra un po' lenta al momento. È lenta nel senso che dicono che non ci sono soldi, e lo sappiamo che non ci sono i soldi in strada, ma da qualche parte ci stanno, e quindi questo è un tratto pericoloso e noi non intendiamo più sopportare oltre questo disagio. Ecco. Certo, Renzo, allora se puoi inquadrare l'autista del mezzo, che è la persona che in questo momento è accanto all'agente della polizia locale, tra poco lo intervisteremo, adesso non era ancora lucido, quindi mi ha chiesto un attimo di tempo, ma questa sera i nostri telegiornali sicuramente avrete la sua intervista. Sindaco, rimaniamo a quello che è successo qui. Secondo le prime dichiarazioni l'autista dell'altro mezzo, dell'altro camion, sarebbe scappato. Sembra di sì, comunque la persona che conduceva questo mezzo che si è rovesciato, che è uscito di strada, e mi sembra una persona a modo, un autista con esperienza, e lui sta sostenendo che la sua corsia è stata invasa da un mezzo che veniva in senso contrario, che poi è scappato anche tra l'altro, e quindi la mala sorte lo colpisce 2 volte perché il suo mezzo è distrutto, e adesso vedranno loro comunque come risolvere la faccenda. Grazie al sindaco Luigino Ceccato. Direttore, io starò qua ancora per qualche ora, perché come vedete stanno cercando di sistemare la strada, di rimuovere il mezzo, quindi se avrò qualche aggiornamento vi richiederò la linea. Grazie. Grazie molte a Sharon Di Carlo, immagini impressionanti, per fortuna non ci sono stati feriti, non ci sono stati gravi danni anche all'abitazione vicinissima a questo grosso mezzo. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, ne abbiamo parlato in apertura, del post della professoressa Ines Farm contro gli ebrei, in cui ha scritto Hitler aveva ragione, l'azienda è pronta a sospenderla. Poi andremo in diretta da Vittorio Veneto sentiremo di nuovo Christian Arboit, il maestro Muti, arrabbiatissimo per la vendita di casa da Ponte, Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart, e intanto, dice Muti, si parla dei Maneskin.
strage del bus di Mestre, risarcimenti per le vittime, denunciato l'ex console Toson. L'accusa dei parenti di una vittima avrebbe fatto firmare in ospedale deleghe in bianco per gestire le cause civili. Lui risponde contattato da familiari in patria. Poi altre notizie del Corriere del Veneto, ma andiamo a Vicenza, sempre la cronaca nera che tiene banco, purtroppo furti e rapine, continuano gli assalti criminali. La notte scorsa i banditi hanno tentato di sfondare la porta di un bar nella centralissima piazza del Duomo. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Assalti criminali, furti, spaccate, rapine. Vicenza continua a essere assediata dalla delinquenza e dal degrado. Non solo i quartieri. La notte scorsa è stato colpito un bar della centralissima piazza del Duomo. Siamo nel cuore pulsante della città, ma quando il buio cala per strada diventa giungla urbana. Qualcuno tenta di sfondare la porta del locale, cerca di scardinarla ed è così che la trova la titolare stamattina. C'era qualcosa che non andava e io ho visto subito che c'erano delle fessure che non corrispondevano al solito del mattino. Mi sono avvicinata e mi sono accorta che mi avevano praticamente distrutto la porta scorrevole per entrare. E poi mi sono accorta che c'erano queste ditate, ho capito subito che purtroppo durante la notte erano riusciti a entrare e volevano entrare. Probabilmente è arrivato qualcuno o la porta, le sue sicurezze sono riuscite a trattenere l'urto e quindi non sono entrati. Il colpo non è riuscito, ma chi l'ha tentato non è andato tanto per il sottile. Le tracce lasciate sui vetri fanno pensare che i responsabili non siano ladri di alto livello, anzi sembrano balordi, sciagurati, che s'aggirano per la città con l'arroganza di chi non si fa intimorire dalla possibilità di essere identificato dalle telecamere o dalle impronte e dalle manate visibili sulla porta forzata. E attenzione, non è gente che delinque per fame. Tutte le sere lascio fuori qualcosa da mangiare io, evidentemente non è servito. I malviventi se ne sono andati a mani vuote questa volta, ma hanno lasciato danni per circa 2.000 euro. Così, dopo la spaccata al mercato ortofrutticolo, Vicenza si sveglia con un altro locale preso di mira dalla delinquenza, questa volta in centro storico. Purtroppo ormai Vicenza è arrivato a un punto che si ha paura anche di uscire. Io la sera esco dal mio locale e ho paura di essere aggredita. E quindi i cittadini chiedono maggiore sicurezza non soltanto nell'area di Campomarzo, ma anche i residenti di Parco Città e Lanconetta. Vediamo. Proprio veramente una tragedia, specialmente per gli anziani, che le donne non possono più uscire. Qua a Vicenza le donne, che io ho una figlia, la lascio a casa perché non può più uscire di casa dopo le 8 di sera perché è molto pericoloso. Ai miei tempi io andavo a mezzanotte a piedi quando ero giovane, a Monteberico, tornavo indietro quando ero ragazzino, non succedeva mai niente, ma i tempi adesso sono molto cambiati. I tempi sono davvero cambiati anche per Vicenza. Per cercare di garantire un livello di sicurezza adeguato, il sindaco Possamai ha chiesto l'intervento dell'esercito per presidiare le aree a rischio di microcriminalità e spaccio di droga a ridosso di Campomarzo. Potrebbe però non bastare. Quello che i cittadini della zona nord a Vicenza chiedono è la presenza delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne. Sì, ecco, credo che ci sia proprio bisogno. Appunto di qualche vigile o qualcuno che si fa vedere, una ronda. Ecco, qualcosa sì, perché anch'io adesso, se prima andavo fuori a mezzanotte a portare le immondizie, adesso mi preoccupo un po'. Anconetta ha avuto recentemente anche delle chiusure di esercizio causa spaccio di droga. La microcriminalità è sicuramente presente, abbiamo avuto uno spaccio, anche uno scippo di fronte alla farmacia recentemente e quindi la presenza del vigile di quartiere è sicuramente richiesta. Villaggio dei Fiori, vale a dire fra via Ragazzi del 99 e viale Fiume, con le due strade più in mezzo. Sono anni che io non vedo un vigile, come li chiamiamo, no? Perché lì, per carità, siamo vicini alla caserma dei carabinieri, però loro... Ultimamente abbiamo avuto tanti riscontri di ladri, perché comunque io in primis, i miei vicini, e comunque più volte abbiamo comunque
sorpreso dei ladri comunque che cercavano di entrare dal terrazzo oppure anche in casa. Non è solo Campomarzo, ma ci sono varie zone a Vicenza dove lo spaccio esiste ed è anche abbastanza grave, insomma, diciamo. Quindi bisognerebbe che ci fosse almeno un giro di pattugliamento durante la notte. Io non dico presidio fisso, però quantomeno un pattugliamento nelle zone più critiche. E sempre a Vicenza al Parco Città i cittadini sono particolarmente preoccupati per la mancanza di sicurezza per coloro che percorrono la galleria commerciale, quasi in disuso. Ancora sentiamo i residenti al microfono di Daniele Garbin. Siamo qui per Anconetta Futuro ovviamente perché abbiamo grossi problemi circa l'attraversamento della Postumia con il progetto del prolungamento di Via Aldo Moro e ovviamente il solito problema del passaggio a livello di Anconetta, oltre alle ciclabili che da anni chiediamo vengano riviste. Io sono qua perché chiedo all'amministrazione se può trovare degli spazi per avviare la medicina di gruppo e che tenga curato il verde del parco di Via Turra che invece la precedente amministrazione Rucco aveva abbandonato. Il parco giochi di Viale Fiume, io abito lì a casa dell'MCPS, è da chiudere. Ieri un vigile del quartiere e ho detto siete mai andati al parco giochi? Ha detto è da chiudere perché c'è le mattone, il cemento che sono rialzate, lì si sono fatti già mai della gente a 40 anni. Quindi privare l'ultima area verde che abbiamo in quartiere perché noi siamo ad alta densità popolativa e avere un ulteriore cemento che non ha futuro, noi abbiamo le prove del parco città che è metà è in disuso. Ci sono problemi di sicurezza perché anche il parco qui adiacente dei condomini è sempre frequentato da drogati, hanno fatto anche più di una volta delle retate e barboni, quindi di sera è pericoloso andare in giro in queste zone, soprattutto perché qui a Parco Città ci sono tante viette piccole che si insediano all'interno del grande condominio e quindi lì insomma è un po' pericoloso. E tutto questo mentre con il questore Paolo Sartori sono stati aumentati i controlli nelle zone più degradate, ma anche nei centri commerciali, nelle sale slot e nei parchi pubblici. È stato arrestato un pregiudicato straniero, ma i reati non stanno diminuendo. Controlli nei centri commerciali, in 4 sale da gioco della città e nei parchi cittadini con pattugliamenti specifici a Campomarzo, San Pio X, Ponte degli Angeli, Viale Santi Felice e Fortunato, Giardini Salvi e nella zona del Quadrilatero. Il bilancio dei controlli con posti di blocco nelle principali arterie della città è stato di un arresto di un 38enne cittadino albanese pregiudicato. Tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Vicenza, l'uomo è stato rintracciato in uno stabile abbandonato di Viale della Pace, risultato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. È stato scortato presso la casa circondariale di Vicenza. Nell'arco dello stesso servizio gli agenti di polizia hanno controllato un uomo, risultato con a carico un'ordinanza di divieto di dimora a Vicenza emessa nel 2020 dal Tribunale a seguito di una condanna a 6 mesi che ha espiato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, vista la situazione, è estratto dalla tasca dei pantaloni della sostanza stupefacente, consegnandola agli agenti dicendo essere per uso personale. È stato quindi denunciato per violazione della misura del divieto di dimora nel comune di Vicenza e segnalato alla prefettura quale consumatore di stupefacenti. Servizio di Luisa Bertini, ancora una volta si chiede agli anziani di prestare la massima attenzione perché ci sono tanti truffatori che colpiscono senza problemi perché purtroppo si sta poco attenti ai pericoli che si corrono quando si viene avvicinati da certa gentaglia. Vediamo, sentiamo. Buongiorno, sua nipote ha causato un incidente, sono l'avvocato, servono dei soldi per la cauzione.
La telefonata trappola diretta alle persone più fragili, gli anziani che, spaventati, consegnavano al sedicente legale giunto in abitazione tutti gli averi, dai monili, orologi di valore, denaro. 14 colpi accertati tra le province di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Il bottino recuperato dai carabinieri ammonta a 200.000 euro. L'operazione dei carabinieri di Castelfranco è scattata dopo l'arresto di Mirko Levac, 36 anni di Vedelago, arrestato in flagrante mentre stava tentando l'ennesimo colpo ai danni di un 84enne di Conegliano. Le indagini hanno consentito di identificare i componenti di un gruppo che risultano tutti indagati. Le indagini sono state condotte dai carabinieri Castelfranco Veneto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova, e le attività svolte, in particolare le perquisizioni effettuate presso le dimore degli indagati, hanno consentito di rinvenire e sequestrare una gran quantità di refurtiva, appunto gioielli, orologi di valore, monili, denaro contante, oggetti che oltre a un valore intrinseco avevano per le vittime, spesso appunto persone anziane, sicuramente anche un valore affettivo. Una persona è stata arrestata, altre 4 sono indagate. Una banda specializzata in questi reati che iniziavano con una truffa e poi si trasformavano in furti o rapine. Rolex, anelli, ciondoli, monete e denaro in contante, circa 6.000 euro la somma recuperata. Sequestrati anche i cellulari utilizzati dai malviventi per chiamare le loro vittime. Anziani che venivano presi di mira e controllati prima del colpo. Al polso di uno degli indagati è stato trovato anche un Rolex rubato ad una vittima. Non solo, i militari dell'arma hanno anche recuperato delle ricevute di alcuni banchi dei pegni a Venezia e Roma. Sono state sequestrate queste ricevute che hanno consentito di operare presso queste agenzie, ovviamente non coinvolte nell'attività di indagine, e quindi di bloccare questi beni prima che venissero ulteriormente alienati. L'appello dei carabinieri a chiunque riconoscesse i propri gioielli. Per noi è importantissimo adesso risalire alle vittime e denuncianti, e quindi chiunque riconoscesse questi monili potrà rivolgersi ai carabinieri di Treviso e quindi tornare in possesso, ripeto, di questi oggetti. Un reato odioso che non solo mette a rischio gli anziani per lo spavento della telefonata che ricevono, ma anche per il furto che subiscono. E gli uomini della Benemerita, l'Arma dei Carabinieri, lanciano appelli anche per purtroppo il numero davvero esponenziale di furti e rapine che si registrano nel Trevigiano e in altre province. Sentiamo il comandante dei Carabinieri di Treviso, Massimo Ribaudo, che dice: non reagite quando venite aggrediti, soprattutto nelle abitazioni. Vediamo. Nelle ultime settimane si è registrato un'escalation di furti e rapine nelle abitazioni, malviventi senza scrupoli che fanno irruzione nelle case soprattutto nel tardo pomeriggio e nella sera, anche con i proprietari all'interno. Quello che mi sento da dire intanto è esprimere la vicinanza a chi ha avuto questi episodi, insomma, che è chiaro creano in ognuno di noi profondo rammarico, perché vorremmo che tutto ciò non si verificasse mai in nessuna circostanza. L'altro aspetto è certamente quello di non reagire, ma è un compito che è devoluto a noi, ma di cercare laddove possibile di veicolare nella maniera più tempestiva possibile l'informazione alle forze dell'ordine, e poi un compito nostro assicurarle la giustizia. È questo il periodo più difficile, più delicato su questo fronte. L'Arma dei Carabinieri ha infatti potenziato i controlli ed i risultati non sono mancati. Solo qualche giorno fa sono stati arrestati 3 topi d'appartamento dopo un colpo messo a segno a Casale. Nei mesi dal 29 ottobre fino al 31 dicembre abbiamo disposto una significativa intensificazione dei servizi nell'orario tardo pomeridiano, proprio nel tentativo di realizzare uno strumento di prevenzione che possa contenere la pervasività di questo odioso fenomeno criminale. Non c'è una zona maggiormente a rischio, i ladri si spostano di comune in comune, bande specializzate in questi crimini che agiscono magari puntando alcune zone rispetto ad altre, ma l'intero territorio è interessato al fenomeno. L'appello del comandante Ribaudo. Colgo l'occasione per rinnovare l'appello che facciamo in maniera diffusa, che è quello di veicolare sull'utenza 112 o comunque sull'utenza di pronta emergenza delle forze di polizia qualsiasi comunicazione che possa risultare utile. Abbiamo sistemi, strumenti, capacità per analizzare al meglio ogni notizia che ci viene fornita e quindi per poter poi orientare al meglio la nostra attività, la nostra manovra di controllo del territorio e anche quella repressiva.
Oggi in regia Italo Morao e Andrea Basso e passiamo al processo a carico di Fabrizio Biscaro che secondo una super perizia era capace di intendere e di volere. Aveva ucciso Biscaro, barbaramente ucciso Elisa Campeol di 35 anni mentre stava prendendo il sole all'Isola dei Morti, un fatto tremendo che avevamo ovviamente subito riportato. Intanto continua il processo, la prossima udienza sarà l'11 di dicembre. Capace di intendere e volere al momento dell'omicidio. Lo ha stabilito la superperizia presentata in tribunale dallo psichiatra Roberto Lezzi. Dopo le diverse consulenze contrastanti, ora la decisione finale. Il processo a carico del reo confesso Fabrizio Biscaro, 35 anni, continuerà. La prossima udienza è l'11 dicembre, dove verranno sentiti i vari testimoni. L'omicidio era avvenuto il 23 giugno 2021 a Moriago della Battaglia. Elisa Campeol, 35 anni, di Pieve di Soligo, fu uccisa mentre stava prendendo il sole sul Piave, pugnalata senza pietà per 20 volte. Il killer poi le aveva tagliato un orecchio e con il trofeo nello zaino si era presentato dai carabinieri. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso, fino ad ora è rimasto in una struttura psichiatrica criminale a Verona. Servizio Daniela Sezzia, voltiamo pagina, andiamo a Verona per la inaugurazione della 125esima edizione di Fiera Cavalli. Sentiamo Edi Caliman, ha intervistato il presidente Luca Zaia. 125esimo anno, presidente, Fiera Cavalli, un importante appuntamento per Verona ma per tutto il Veneto. Sì, diciamo che l'eccellenza a livello internazionale in un Veneto che è la terra dei cavalli. Si pensi solo che i cavalli in Italia sono circa 300.000 soggetti, fatturato 3 miliardi di euro e soprattutto Verona si pone come riferimento internazionale. Questo ci piace ricordarlo in una terra nella quale si ama il cavallo. Oggi più di 2.000 esemplari qui, che è un comparto che non muove solo milioni ma bensì miliardi, che anche qui in l'Italia fa la sua parte anche all'estero. Decisamente sì, qui abbiamo 2.500 soggetti, 60 razze rappresentate, altrettanti paesi. Dall'altro c'è da dire che quando vince un campione nel mondo ha sempre sangue italiano. Prova ne sia che avremo la presentazione, l'ultima uscita pubblica di Bahrain proprio oggi, che è stato il campione di tutti i tempi, visto considerato che è stato il miglior cavallo del mondo per 3 anni consecutivi, anzi 2000, 2001 e 2003, e dall'altro ha vinto tutto quello che si poteva vincere nella storia. Abbiamo sentito prima l'intervento del ministro Lollobrigida, che ovviamente da ministro difende il Made in Italy e porta anche con sé la bandiera dell'Italia. Come questa fiera porta l'Italia più in alto? Beh, direi che il Made in Italy qui passa attraverso il sangue di questi cavalli che vincono in tutto il mondo, passa attraverso anche una promozione del binomio prodotto-territorio che è unica, visto e considerato che questo è un territorio, il Veneto, che ha 1500 km di ipovie, per cui questa osmosi tra prodotto, cioè il cavallo e il territorio, che è la visita slow del territorio, ci permette di ambire a circuiti di turismo esperienziale che oggi sono quelli in crescita a 2 cifre fra l'altro. Sempre appunto per parlare di territorio e valorizzazione dei nostri prodotti, questione granchio blu, presidente, un esemplare che da problema può diventare risorsa? Allora, che diventi risorsa in parte, visto e considerato che noi siamo quasi a 600 tonnellate di granchio catturate e piazzate sul mercato 100-150, il che vuol dire che il granchio blu è in esubero, il granchio blu ci creano pochi problemi in un territorio come quello del Veneto, dove si producono, pensate, circa il 40% delle vongole a livello nazionale, che sono circa 50.000 tonnellate. Ecco, detto tutto questo, voi capite che su questo fronte noi dobbiamo fare in modo che non ci scompaia tutto quello che è la filiera della vongola o della cozza. Il granchio blu si alimenta di questi prodotti e quindi quest'anno andremo a zero nelle produzioni. Zero? Beh sì, si tende a zero, e poi con devastazione di tutto quello che sono le semine di vongole in laguna, con predazioni anche nell'acquacoltura e rottura delle reti. Diciamo che il problema è un problema veramente grave. Quali le soluzioni che sono in programma? Studiare il fenomeno, abbiamo già dato incarico per uno studio con l'università, capire
il comportamento di questo granchio e capire anche qual sia il suo punto debole. Se il granchio colonizzasse definitivamente tutta la nostra laguna veneta, vorrebbe dire che è finita l'acquacoltura. Grazie Presidente. Bene, servizio di Edi Caliman. Adesso andiamo a Padova in diretta da Valentina Visentina. Andiamo nella Urbs Picta, un patrimonio storico e culturale eccezionale. Oggi è arrivato nuovamente Vittorio Sgarbi. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, non perde occasione per venire a Padova Vittorio Sgarbi quando ne ha la possibilità, arriva spesso in città e quest'oggi in realtà non tanto per parlare di Urbs Picta ma per assistere alla presentazione di una mostra fotografica che è stata però l'occasione di intervenire anche su numerose questioni che riguardano la città e la provincia, come per esempio la tutela dell'area ex Cima, un'area all'interno del Parco Colli dove si pensa e si rischia di fare una grande opera di speculazione edilizia, opera che però è stata scongiurata da Sgarbi, ha detto assolutamente in quell'area tutelata non si farà nulla. Sgarbi poi è anche intervenuto sulla questione che riguarda il restauro della statua storica della Gatta Melata che troneggia su Sagrato della Basilica del Santo, dopo insomma l'indagine avviata per stabilire lo stato di salute dalla delegazione pontificia. Continuano appunto gli studi per capire poi quale sarà il futuro della statua, ma sono stati tanti i temi affrontati da Sgarbi che sta ancora parlando qui nella galleria che vedete alle mie spalle, la galleria Cavour, che è proprio in centro città. È stato accolto dall'assessore Colasio, suo amico, e insomma Sgarbi è anche intervenuto sulla questione che sta animando la Marca, ovvero il destino della casa di Lorenzo da Ponte a Vittorio Veneto, e anche su quel fronte Sgarbi ha parlato delle ultime iniziative che potrebbero essere messe in campo dal Ministro della Cultura Sangiuliano. Io vi lascio proprio con le parole della lunga intervista che abbiamo raccolto pochi minuti fa con Vittorio Sgarbi. Restituisco la linea allo studio. La cosiddetta area Cima non è oggetto di nessun intervento né grande né piccolo. Ogni volta leggo che ci sono persone che protestano perché occorre rispettare il vincolo regionale e il principio della tutela del paesaggio che l'area dei Colli Euganei presuppone. Dal momento che lì parte l'impresa di Giorgio Bassani, l'Italia Nostra, quando si chiudono le cave. Quindi è una storia così importante che fa parte della storia d'Italia, del risorgimento italiano. Per cui l'idea è che una volta che io ho detto e il grande sovrintendente Tinè ha confermato che quell'area è vincolata, cosa che è nelle cose, loro non solo prendano atto, è chiaro, ma propongono di ridurre, significa che non hanno capito che non si fa niente, cioè non si fa, punto. Quindi grande, piccolo, storto, grattacieli, condomini, la parola condominio non funziona con i Colli Euganei. Per cui mi colpiscono da un lato quelli che continuano a protestare, come se un sottosegretario, sia pure molto polemico ma affettuoso e nato poco lontano dai Colli Euganei, io ho vissuto nei Colli Euganei, andavo da bambino, avevo le fidanzate, mangiavo i torreggiani, cioè per me i Colli Euganei sono la vita. Ho difeso, come tutti sapete, il Cataio, cioè ho fatto qualunque cosa e la faccio perché è giusto farlo. Poi un luogo sacro a Bassani, grande scrittore di Ferrara, poi un luogo sottoposto a un vincolo, ho parlato con Zaia, tutto questo, il sindaco, il Forza Italia, prima fa proporre 4 grattacieli, 7 condomini, 50 bungalow, tutto, non so, parolacce immonde, e questi, preso atto che c'è un vincolo, vogliono ridurre il progetto, fa capire che non hanno capito. Ma anche quelli che protestano, se non sanno un cazzo da fare la domenica, si alzano e dicono andiamo a protestare per l'area ex Cima, e protestano pur avendo una tutela che è nelle cose. A proposito di tutela del patrimonio storico, c'è una questione aperta a Vittorio Veneto sulla casa di Lorenzo da Ponte. Però di questo. Ecco, cosa... Allora, mi sono felice di avere ancora una volta fatto pensieri simili a quelli dell'illustre ministro Sangiuliano, il quale ha detto 2 cose sbagliate, però per caso, Cioè ha detto, allora noi la compreremo con la prelazione. Quindi il concetto giusto è compreremo.
però la prelazione la puoi fare solo se l'edificio, il fatto tecnico, è vincolato. Siccome l'edificio non è vincolato, non c'è prelazione possibile, cioè se lui decide di comprarlo, lui Colasi o privato, comprarlo, lo Stato non può intervenire se il palazzo non è vincolato. Allora, ho detto adesso, stavo dicendo proprio in macchina, che quello che dice il Ministro, nella imprecisione, è: vogliamo comprarlo, quindi o facciamo un acquisto diretto o cerchiamo una banca come io voglio cercare, faceva prima, oppure dobbiamo prima dire al sovrintendente fai il vincolo, lo vincoli perché la casa è lì da ponte, quando qualcuno vorrà comprarla faremo la prelazione, che vuol dire che lo Stato ha il vantaggio di poterla comprare in prelazione, cioè come primo compratore. Però qual è il problema? Che c'è qualcuno che la vuol comprare? Forse no. Perché se anche quindi prima vincolarlo, questo è di interesse, ecco. Fare chiunque. Quindi lui non può dire lo compriamo nella prelazione, perché la prelazione va fatta solo se vincolato, quindi preliminarmente bisogna vincolarlo. Io so che non è vincolato. Una volta vincolato, la prelazione non basta, perché occorre che qualcuno lo compri perché tu abbia la prelazione sull'acquisto. Per cui il Ministro dice una cosa nobile, come ho detto anch'io, ma con la imprecisione che io invece sapevo di un edificio che, non essendo vincolato, non è possibile comprarlo in prelazione, occorre comprarlo direttamente, costa 132.000 euro. Vittorio Sgarbi quindi sull'area ex Cima e sulla casa di Lorenzo da Ponte, celebre librettista di Mozart, casa che è in vendita. Riccardo Muti, maestro Muti, ha detto è una vergogna, per cui è scoppiata la polemica. Vediamo, passiamo alla caccia e alla proposta, all'appello del consigliere di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, perché i cacciatori veneti abbiano leggi chiare. Vediamo. La Regione del Veneto deve accogliere le istanze delle associazioni venatorie di tutto il Veneto, perché in quest'ultimo mese è successo di tutto in Veneto, ma soprattutto nel Vicentino. Abbiamo visto forestali da Roma che entravano nei capanni, sequestravano tutto e portavano via porti d'armi, richiami, eccetera. Queste persone pensavano di essere in regola, adesso dovranno fare ricorsi e soprattutto la legge è interpretabile, non è chiara, quindi la Regione Veneto deve dare risposte concrete al mondo venatorio. In conclusione, i cacciatori del Veneto hanno soltanto bisogno di leggi chiare, non hanno paura dei controlli, controllateci pure, però dobbiamo avere leggi chiare e senza possibilità che siano interpretate. Formaggio sempre dalla parte delle doppiette, sarà qui a Focus, sarà Focus alla sera del nostro talk la settimana prossima. Intanto un'altra categoria su cui sono sempre puntati i riflettori di questi tempi, per forza di cose, sono i medici che sono in fuga dagli ospedali e c'è un duro attacco del Partito Democratico in regione. Sentiamo. Sanità. Povera sanità, tra medici che lasciano il pubblico per riversarsi nelle strutture private con paghe più alte e turni decisamente meno massacranti, e ora, con la questione dei tagli alle pensioni così come proposto dal governo, i dottori preferiscono richiedere la pensione anticipata e lasciare gli ospedali. In mezzo il vuoto. Anzi, in mezzo un'intera comunità che vede precipitare il sistema sanitario pubblico, perché chi dovrebbe garantirlo in realtà sta facendo il gioco dei privati. Lo dichiarano apertamente i consiglieri regionali del PD Veneto, in testa la vicepresidente della Commissione Sanità Anna Maria Bigon. Non è che tagliando le pensioni noi mettiamo in sicurezza i nostri medici, noi creiamo un effetto ancora depotenziamento della sanità pubblica, perché i dipendenti se ne andranno ancora di più. Noi crediamo nella sanità pubblica, questo non è il sistema. Soprattutto se consideriamo la carenza di medici ospedalieri nella nostra regione, così come dichiarato dallo stesso presidente veneto Zaia. Abbiamo 3.500 carenze. Noi attualmente abbiamo 8.000 medici, 26.000 infermieri. Siamo al collasso per quanto riguarda la sanità pubblica, perché di fatto conta soprattutto sul personale sanitario e quindi anche per dare risposta alle lunghe liste d'attesa, ma non solo per quanto riguarda le visite specialistiche, ma anche interventi chirurgici e di fatto con questa carenza noi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza. Abbiamo il doppio della media nazionale, quindi il 5,6% di medici che se ne vanno. Aumenterà questa media, purtroppo.
Una beffa, conclude Bigon, nei confronti degli stessi medici e infermieri definiti eroi al tempo del Covid. Gli eroi al tempo del Covid, il servizio di Vanessa Banzato. Andiamo in pubblicità, torniamo fra 1 minuto e mezzo. State con noi, grazie. $20.000 firme raccolte in tutto il Veneto contro i tagli alla sanità sono state depositate a Venezia, dove c'è stata anche una manifestazione. Sentiamo cosa hanno detto i lavoratori del settore. La situazione a Venezia è critica come nel resto del Veneto perché manca tantissimo personale nelle funzioni locali, nei comuni e anche in sanità. Chiediamo risorse subito per fare le assunzioni perché mancano infermieri, OS, medici, altre figure sanitarie nelle ULS 3 e ULS 4, ma anche in tutti i comuni, a partire dal comune di Venezia, gli altri comuni del Veneto orientale, i comuni della Riviera Milanese, mancano tantissime figure professionali in questi enti e mancano risorse anche per mandare avanti le strutture. Più risorse e più assunzioni subito per fermare il collasso dei servizi pubblici a partire dalla sanità a Venezia come nel resto del Veneto. Tra i manifestanti che per questo motivo hanno depositato 20.000 firme in regione si incrociano storie che, pur arrivando da luoghi diversi, denunciano sempre la stessa situazione. Noi abbiamo una situazione molto critica per il blocco delle assunzioni sia in ULS 6 che in azienda ospedaliera di Padova. In verità lo chiamano deferimento delle assunzioni, è stato superato il tetto di spesa e quindi non si assume più nessuno. Quello che si compone durante la manifestazione a Venezia è il drammatico quadro di un paese che non riesce più a garantire i servizi ai cittadini, in cui sempre meno lavoratori devono supplire alle carenze di personale. In casa di riposo oggi rispetto a anni fa la situazione è molto peggiorata. Purtroppo non c'è personale, quindi lavori in sottonumero. Arrivano malattie, complicità anche lavorative, problematiche proprio per le alzate degli ospiti e tutto quello che succede ormai in questa struttura. Il paziente deve essere visitato e la necessità di apprendere cos'ha questo paziente. Non abbiamo, siamo sempre di fretta, manca il personale, veniamo aggrediti dai familiari perché le cose si allungano, ma non si allungano per noi, ci mancano i tecnici del laboratorio, ci mancano gli infermieri. Intanto medici e dirigenti sanitari hanno confermato lo sciopero del prossimo 5 dicembre. Sentiamo Marta Marangon. La fuga dei medici dal pubblico al privato in atto da tempo, una preintesa di contratto che non migliora le condizioni economiche, ora pure il taglio delle pensioni prevista dalla bozza della finanziaria. Il governo ha aperto a qualche modifica, ma in assenza di segnali concreti i medici hanno confermato lo sciopero per il prossimo 5 dicembre. Era stato promesso che queste condizioni economiche sarebbero state migliorate e invece il finanziamento previsto dalla legge di bilancio non prevede di fatto dei veri vantaggi, anzi non c'è prevista nessuna detassazione come era stato promesso, che invece è stato fatto per i privati, e poi si aggiunge come ciliegina questo colpo sulle pensioni. Taglio delle pensioni che rischia di avere conseguenze devastanti sul servizio sanitario nazionale già in affanno. Chi può se ne va adesso e chi resta deve lavorare anche per chi se ne va adesso, per cui coinvolge tutti. Misure che favoriscono il privato rispetto al pubblico, che diventa sempre meno appetibile per i giovani professionisti, una situazione, denunciano i medici, che non riguarda solo la categoria ma tutti i cittadini. Qua non si parla di soldi o della nostra vita professionale e basta, questo coinvolge tutti i pazienti, tutti i cittadini, pagheranno quello che già stanno pagando per scelte che non sono nostre, che non sono condivise da noi. E il prossimo 17 novembre incroceranno le braccia gli infermieri aderenti al sindacato Nur Sind.
Stante la situazione attuale ci sarà sicuramente una migrazione di professionisti dal pubblico al privato. Medici e infermieri incominciano a guardarsi attorno perché il trattamento che ci riserva lo Stato, in modo particolare nell'ultima legge di bilancio, è inaccettabile. È l'allarme lanciato dal segretario provinciale del Nursind di Vicenza, che annuncia lo stato di agitazione del personale infermieristico del sindacato per le novità previste dalla legge di bilancio 2024. Due gli aspetti che preoccupano il sindacato qualora il testo della legge di bilancio 2024 venisse approvato così come è stato strutturato. Il taglio dell'assegno pensionistico per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare negli anni 80 e 90 e sono attualmente i professionisti più ricercati dal mercato del privato, e poi l'assoluta insufficienza della sussistenza diciamo di quella che è la retribuzione anche in previsione del rinnovo dei contratti, perché la legge di bilancio stabilisce una quota che non copre nemmeno l'inflazione reale. Questi due elementi, cioè le pensioni e i mancati incrementi contrattuali, stanno spingendo sempre più persone che lavorano nel pubblico ad andare nel privato. Questo è un sistema strisciante per cui si sta sfibrando il personale che lavora nel pubblico per metterlo in difficoltà ed aprire poi le porte del privato. Categoria sul piede di guerra, Nursind, che per il 17 novembre ha in programma l'astensione al lavoro pur garantendo le urgenze. Abbiamo detto uno sciopero per il 17 di novembre, Nursind è l'unica sigla in sanità che ha proclamato lo sciopero, perché gli altri sono scioperi di carattere generale. Noi pensiamo che la nostra peculiarità sia quella di offrire un servizio ai cittadini anche fermandoci. Il governo Meloni ha approvato una manovra che vuole aiutare proprio i ceti medi e bassi, aiutare le famiglie e le imprese. L'inflazione è leggermente calata, ma purtroppo le famiglie sono sempre alle prese con quello che è ancora oggi un caro vita per molti insostenibile. Sentiamo Sharon Di Carlo, è andata a sentire i bassanesi al mercato. Se cerca di spendere meno soldi, se tira un po' indietro sulle spese. Per esempio su cosa? Ma un po' sul mangiare, un po' sul vestire, che tanto gli armadi sono pieni e non serve continuare a comprare. Il riscaldamento si abbassa un po'? Sì, beh, ma dopo io stufa a legna e... sì. È già attrezzato? Sì, sono attrezzato. Per esempio a che cosa rinuncia? Mangiare no, perché roba di orto, roba cosa che se rangiamo. Non andare fuori a mangiare con gli amici, ecco. No. Cos'è che non comprate o comunque che fate attenzione a comprare oggi? Beh, superfluo, ovviamente. Insomma, anche nel vestire, molto caro che il vestire, un po' tutto, è cresciuto parecchio tutto. Come si fa oggi ad arrivare a fine mese? Beh, non è semplice, però penso, ecco, per chi ha l'orto, per dire qualcosetta aiuta, no? Adesso magari d'inverno un po' meno, però penso che sia un problema per molte famiglie anche che non lo danno a vedere. Invece lei abbasserà un po' il riscaldamento per risparmiare questo inverno? Certo, questo lo sento anche da altre persone, si cerca di vestirsi anche un po' di più, ma insomma, e quindi stare un po' più attenti. Guardo di stare più attenta, quello sì, sto attenta su tutto quanto. Ma e l'affitto pesa oggi sulle spalle dei cittadini? Sì, penso proprio di sì, perché dopo la pensione tu devi, ecco, proprio adesso guardavamo il conto che aveva, posso fare questo? E com'è andata questa? Mi ha detto, un po' tanto così. Si fanno i conti oggi? Sì, tutto quanto, non si può uscire e fare così le spese così a caso. A me mi dici che è un disastro? Da che punto di vista per lei? Tutto per tutto, qua non ti puoi avvicinare da nessuna parte, che è tutto un disastro, prezzi alle stelle e senza, come si può dire, senza senso, dice? Senza senso, proprio così, di gusto di aumentare i prezzi, gusto qualsiasi cosa così. Passiamo alla politica. La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, la Commissione parlamentare, ha dato il via libera al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. È una tappa importante, un altro passo avanti verso questa grande riforma che dovrebbe essere varata insieme
al premierato dopo quasi 6 anni dal referendum del 22 ottobre del 2017. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Il presidente di questa commissione bicamerale, tra l'altro, è Alberto Stefani, deputato della Lega, che sarà a Focus lunedì prossimo per una lunga intervista. Sentiamo i particolari nel servizio della nostra redazione. Parla di una nuova importante pietra che si aggiunge al grande edificio dell'autonomia Luca Zaia nel giorno in cui la Commissione bicamerale per le questioni regionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge Calderoli. Gli fa eco da Palazzo Ferrofini il capogruppo Alberto Villanova. L'approvazione del progetto di legge sull'autonomia oggi in Commissione è un passo fondamentale in questa scalata verso una riforma che serve al nostro territorio, al Veneto, ma serve a tutta Italia. La stiamo portando avanti con grande determinazione grazie all'impegno del Ministro Calderoli. È una riforma che serve a tutto il Paese per portare responsabilità e trasparenza a un Paese come il nostro, per farlo diventare finalmente un Paese moderno. Alla seduta della Commissione non hanno però partecipato i rappresentanti dei gruppi del PD, Verdi Sinistra e del Movimento 5 Stelle, che parlano di forzatura inaccettabile. Mancherebbero audizioni e istruttoria. Nell'opposizione si fa largo un sospetto. Per Andrea Martella, segretario veneto del PD, una certezza, ovvero che in corso ci sia uno scambio in maggioranza tra voto sul premierato, caro a Giorgia Meloni, e voto sull'autonomia, caro a Calderoli e alla Lega. Un baratto, lo definisce Martella. Chiede un'ulteriore accelerazione invece da Treviso il leghista Mario Conte. Ovviamente queste sono battaglie epocali importanti che devono vederci tutti convinti, soprattutto in un periodo caratterizzato da grandi difficoltà finanziarie, quindi l'autonomia oggi più che mai è una soluzione, così come il federalismo, e quindi io invito tutti i nostri parlamentari a crederci fino in fondo. Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI, l'associazione che raggruppa tutti i sindaci del Veneto. Sentiamo sull'autonomia, su questa decisione della Commissione bicamerale, cosa ha detto ieri sera a Focus Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. È un passo in avanti e quindi da accogliere positivamente, perché c'è stato un parere favorevole della Commissione bicamerale che cura i rapporti fra Stato e Regioni, però abbiamo visto che ci sono state delle defezioni, certo. E comunque è un parere che non è determinante alla fine per portare a casa il federalismo, o meglio, qualcosa di molto inferiore al federalismo, cioè quell'autonomia differenziale di cui si parla da 2 anni a questa parte. Sottolinea un aspetto, che sta finendo le sue attività, le ha finite anche un'altra commissione, la commissione CLEP, quella che si occupa dei LEP, cioè dei livelli essenziali di prestazione, cioè ha individuato quali LEP sono da ritenere necessari per ciascuna delle 23 materie che sono state oggetto di attenzione al momento della riforma costituzionale che poi è stata approvata dai cittadini con voto referendario nel 2001. Ebbene, attenzione, avviso ai naviganti, adesso la discussione si sposta alla commissione tecnica che dovrà cercare di capire quanto costa l'attuazione dei LEP, ed è qui che si giocherà, secondo me, la vera partita. Perché? Perché è proprio in ordine ai costi dei LEP che finì col naufragare quella riforma che si chiamava riforma del federalismo fiscale, approvata con legge 42 del 2009. I successivi decreti legislativi non hanno portato alla sua reale attuazione, se non per parti e in maniera piuttosto insoddisfacente. Perché? Perché è difficile definire i LEP se non si ha un accordo politico su sulle risorse che ci sono realmente a disposizione, e quindi sui LEP che sul serio devono essere attuati. Vi porto un esempio molto concreto, perché altrimenti si corre il rischio di parlare per concetti troppo generali per essere colti poi nella loro efficacia. Questo era Marzio Favero ieri sera durante il nostro dibattito. Intanto ovviamente luci puntate anche sul PNRR, su queste risorse che devono arrivare. Il sindaco di Vicenza Possamai ha fatto il punto, sono necessari altri 6,6 milioni di euro per concludere 47 progetti su 62. Sentiamo cos'altro ha detto in servizio di Luisa Bertini.
politiche. Ammontano a 6,6 milioni di euro i costi ulteriori per portare a compimento alcuni progetti del PNRR. A dirlo è il sindaco Giacomo Possamai, che fa il punto della situazione. Si tratta di 62 progetti, 15 hanno già visto compimento per un totale di 3,4 milioni, mentre per alcuni dei restanti 47 progetti il Comune rischia di non avere le risorse necessarie per intervenire. Sono emerse due problematiche molto gravi. Uno è comune a tutti i comuni italiani, e cioè l'aumento dei costi delle materie prime, dei materiali, e su questo andremo a chiedere, come gli altri comuni, allo Stato di ristorare una parte di questi aumenti. L'altra però è una problematica vicentina ed è frutto di errori che sono stati fatti nella precedente amministrazione. Questi errori portano oggi a un extra costo di 6 milioni e mezzo di euro per il comune di Vicenza, che è una cifra non sostenibile in questo momento per le casse del comune, per cui andremo in tutti i modi a rinegoziare questi costi, andare a chiedere un aiuto allo Stato, perché è importante che queste opere vengano consegnate alla città. Vicenza non è nelle condizioni per attingere al fondo statale 2023 riservato al ristoro per l'aumento dei prezzi, spiega il sindaco. Purtroppo il comune di Vicenza, a differenza di tanti altri comuni italiani, quest'anno non ha potuto chiedere le risorse allo Stato per gli extra costi dei materiali, perché l'amministrazione precedente aveva deciso di accantonare 2 milioni e mezzo di euro per avviare la biblioteca bertoliana, e potevano accedere a questi fondi soltanto i comuni che certificavano di non avere nessun'altra risorsa disponibile. Quindi noi adesso questi 2 milioni e mezzo di euro dobbiamo assolutamente investirli in opere pubbliche importanti per la città, per poter chiedere nel 2024 un aiuto allo Stato. Il sindaco Possamai ha chiamato in causa l'ex sindaco Francesco Rucco, che ha replicato così. È importante che l'amministrazione analizzi la situazione, faccia delle scelte, si assuma la responsabilità delle decisioni. Su questo noi ci siamo, ma non possiamo accettare che vengano attribuite responsabilità al passato. Un esempio su tutti: se fosse partito nel luglio scorso Campomarzo, probabilmente non avremmo avuto un rinvio all'anno prossimo, che avremo probabilmente una situazione molto più difficile e complessa sul tema dei costi rispetto alla situazione attuale. Le opere vanno fatte, vanno rispettate, si utilizzano gli avanzi di amministrazione, si utilizzi le risorse accantonate, si decida da che parte si vuole andare. E i bilanci dei comuni fanno spesso acqua, sono scarse le risorse, molti sindaci devono decidere se aumentare le tasse o tagliare i servizi. Vediamo a Padova cosa ci ha detto l'assessore Bressa riguardo alle nuove aliquote dell'IRPEF. Le nuove aliquote IRPEF saranno progressive in base al reddito. Lunedì prossimo il Consiglio Comunale di Padova discuterà la delibera per modificarle, una delibera che è stata frutto di una discussione tra gruppi consigliari di maggioranza e di un accordo con le sigle sindacali. Il principio è quello della progressività, sancito dalla Costituzione. Abbiamo deciso di applicarlo anche all'addizionale comunale che applichiamo sull'IRPEF, quindi l'imposta sui redditi. Questa è una richiesta che era stata avanzata dal Consiglio Comunale con l'approvazione di una mozione. Abbiamo dato seguito a quell'indicazione. Il risultato è un sistema che non ha più l'aliquota fissa allo 0,7, ma ha delle aliquote che vengono differenziate per gli scaglioni di reddito dell'IRPEF. La rimodulazione dell'addizionale IRPEF per il 2024 prevede 4 scaglioni di progressività per i redditi, mantenendo invariata la soglia di esenzione fino ai 15.000 euro di reddito. Questo comporterà che le persone che fino adesso non hanno mai pagato perché sono sotto la soglia di esenzione di 15.000 euro resteranno sempre sotto la soglia di esenzione. Tutti coloro che hanno un reddito che va da 15.000 fino a 31.000 euro e che è, diciamo, anche una parte piuttosto corposa di 50.000 contribuenti, avrà, seppur piccola, una riduzione della pressione fiscale. Invece per i redditi che vanno dai 31.000 euro in su, progressivamente c'è un prelievo che sarà progressivamente rafforzato. Parliamo che per un contribuente che guadagna 100.000 euro all'anno parliamo di un prelievo di 5 euro in più al mese. E il servizio di Report che ha parlato di infiltrazioni mafiose in Veneto, a Bassano del Grappa, ha provocato un aumento del livello di attenzione soprattutto sulle case di riposo. Sentiamo.
L'inchiesta di Report su presunte infiltrazioni mafiose in Veneto sta sconvolgendo anche il Bassanese per il legame con Numeria soprattutto, perché sul tavolo è finita anche la questione dei progetti che riguardano il rapporto pubblico-privato per la costruzione, ad esempio, di case di riposo o ospedali, parlando di possibili collegamenti tra malavita organizzata e aziende di costruzione che lavorano anche in ambito sanitario. Come siete venuti in contatto con questa azienda? Perché lavorava per un fondo dove noi abbiamo investito dei soldi. Quando lei dice lavoravano con un fondo, in che senso? Lavoravano per conto del fondo a costruire delle case di riposo. E qual è questo fondo? Numeria. Numeria è una società che gestisce fondi immobiliari, punto di riferimento degli investitori che contano in Veneto. È stata fondata nel 2004 dall'avvocato Bruno Barel, principe del Foro di Treviso, vicino al presidente Luca Zaia. E ovviamente, parlando di Numeria, la mente non può non correre alle case di riposo private che si dovrebbero costruire nell'ambito del bassanesissimo Piano Mar. E c'è molta preoccupazione tra chi vede in questo un depotenziamento delle strutture pubbliche, a cominciare proprio dall'ISAC. E quando noi parliamo con le famiglie, quando parliamo con gli ospiti, quando parliamo con i parenti degli ospiti, quando parliamo con i dipendenti delle case di riposo, loro ci riportano una situazione di forte difficoltà e quindi se questo si somma alle inchieste, ai servizi giornalistici che lanciano un campanello di allarme sull'ente, le cose si sommano e creano dei problemi. In tutto questo un'amministrazione cittadina dovrebbe usare un metodo, quello della trasparenza, quello del dialogo con la città, quello del far capire cosa stanno facendo effettivamente, perché anche noi che siamo addentro nel Consiglio Comunale, partecipiamo alle commissioni, ci informiamo, facciamo fatica a capire che cosa fa l'amministrazione. La questione Numeria è legata strettamente al futuro delle case di riposo. Certamente lì si parla di un ampliamento nella zona del Piano Mar, degli scambi con degli edifici residenziali e commerciali, però non abbiamo grandi notizie, cioè noi ci basiamo su delle delibere di giunta che parlano di opposizione a cause che fa Numeria al comune, però dall'altra parte forse si vorrebbe lavorare con loro. Su questo si aggiungono le inchieste giornalistiche su Numeria. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito da voi. Diverse segnalazioni da Marostica riguardo a una scarsa illuminazione stradale. Sentiamo Monica Smidel. Vi scrivo perché Marostica continua ad avere le strade al buio. Capita molto spesso e il disagio dura anche più di qualche notte. Scrive così un nostro telespettatore che ci ha inviato una mail con allegate le foto che vi stiamo mostrando per denunciare un disservizio che riguarda l'illuminazione pubblica. Nella segnalazione si parla di strade al buio anche per più giorni nella zona est della città, un disagio che torna a presentarsi ciclicamente, pare anche in altre aree del comune. Una situazione davvero spiacevole che acuisce il senso di insicurezza, non solo in quanto è risaputo che i ladri colpiscono soprattutto sfruttando l'oscurità, ma anche perché, scrive ancora il nostro telespettatore, i veicoli corrono non rispettando i limiti di velocità e nel buio un passante proprio non si vede. Ma perché siamo al buio? Conclude il cittadino marosticense, una domanda che porteremo all'attenzione di chi di dovere. Intanto il sorvegliato speciale a Portogruaro, il campanile, si dice che possa essere a rischio crollo, sono stati investiti più di 4 milioni per il restauro e il consolidamento. È stato anche preparato un piano di evacuazione. Sentiamo Nicola Marcato. Il campanile del Duomo di Portogruaro pende sempre di più. Non è una novità. La torre campanaria, monitorata da 20 anni dall'Università di Trento, si muove di circa 2 mm all'anno.
Ma la situazione è sotto controllo, stiamo facendo una serie di riunioni proprio per accelerare i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza da parte della sovrintendenza. Dal 2019 al 2021 era stato avviato un progetto pilota di irrigidimento della muratura alla base del campanile, con un effettivo rallentamento dello schiacciamento delle pareti alla base della torre, che ora è invece ripreso. Ecco perché il Ministero per i beni e le attività culturali vuole avviare un nuovo progetto di messa in sicurezza. Il Ministero dei beni culturali ha stanziato una somma di 4.200.000 euro per la ristrutturazione e per la messa in sicurezza del campanile. Le opere sono a carico della Sovrintendenza di Venezia. Dopo l'incontro di luglio, il commissario Lita ha convocato un nuovo vertice per il prossimo 24 novembre assieme ai Vigili del Fuoco, la Soprintendenza Belle Arti, la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale dell'Università di Trento per parlare del progetto di restauro, consolidamento delle fondamenta e riduzione del rischio sismico della struttura. Rinnovato inoltre il piano di evacuazione in caso di necessità che riguarda le abitazioni a ridosso del campanile. Stiamo parlando di circa 80 persone e quelli che sono gli edifici adibiti a esercizi commerciali piuttosto che pubblici esercizi, e in più è stato ampliato il raggio interessato appunto da un'eventuale evacuazione, prevedendo rispetto agli originali 62 metri ulteriori 10 metri per i mezzi di soccorso. I veneti sono longevi, lo dimostra l'alto numero di novantenni presenti sul territorio, ma c'è addirittura chi supera la boa del secolo, come Emma Gobbato, 101 anni, è stata festeggiata nella casa di riposo San Giuseppe di Orgiano. Sentiamo Daniele Garbin. Gobbato oggi compie 101 anni, l'abbraccio degli ospiti e degli operatori della casa di riposo San Giuseppe di Orgiano, che con lei hanno ripercorso gli episodi salienti della sua lunghissima vita. Gemma, nata ad Orgiano, si è sempre occupata del lavoro nei campi, alzandosi per tanto tempo alle 4 del mattino. Mamma di 4 figli, è stata mamma in gioventù di fatto, accudendo anche i suoi 9 fratelli. Ora è attorniata anche da 6 nipoti. Gemma amava cantare e andare in bicicletta, come tutti la ricordano in paese, a partire dal sindaco. Sono qui in veste ufficiale, ma sono qui soprattutto con il sentimento perché lei veramente era la Gemma maturato in via Bardone, insomma. Gemma infine significa risplendere e tu, cara Gemma, lo fai da ben 101 anni. Buon compleanno, cara Gemma. E tanti auguri anche da parte nostra a Emma Gobbato, grazie a Italo Morao e Andrea Basso che sono rimasti in regia oggi e ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.